Dal punto di vista della natalità, la Liguria in che punto è della classifica nazionale? È al 20° posto, diciamo che è un outlier, nel senso che gli indicatori sono sempre i peggiori rispetto alle altre 20 regioni, il motivo per cui oggi stiamo lavorando con questo nuovo metodo per pensare a nuove piste progettuali per rispondere un po' a questa sfida della natalità. Oggi si parla di Family Impact Lens, intanto spieghiamo che cos'è. Ma è qualcosa di molto concreto, non è ideologico, viene dalla pratica, dalle esperienze che hanno funzionato, da evidenze empiriche che hanno dimostrato di essere efficaci nel promuovere il benessere della famiglia. Sono 5 questi punti, quali sono? I punti sono quelli della responsabilità, delle responsabilità familiari, rinforzare le forze stesse della famiglia, quelli della stabilità, quello delle relazioni familiari, cioè rinforzare gli scambi, le competenze genitoriali, la cura tra i membri della famiglia, quello del coinvolgimento, coinvolgere le famiglie nei progetti e nel creare reti di famiglie, e poi la diversità, che è quello di cui si parla forse più attualmente, ma la famiglia è sempre stato, diciamo, il contenitore delle diversità che connette appunto i generi e le generazioni. Tra gli esempi che sono stati portati, quali l'hanno colpita di più? L'opportunità di aprire dei centri, proprio dei centri sociali per la famiglia, dove le famiglie si possono riunire anche liberamente solo per parlare. Un centro sicuramente per i giovani, ce n'è bisogno, e anche per gli anziani. La più importante secondo me è quella di creare una sorta di rete in cui le amministrazioni insieme ai servizi, insieme alle scuole creano per fornire prima di tutto le informazioni alle famiglie che sono all'oscuro dei vari progetti a loro dedicati, e poi anche per coinvolgere a partecipare a questi progetti. Rispetto alla questione del calo demografico, la Val Graveglia come sta? È una valle che si sta spopolando rispetto magari ad altre zone del territorio e c'è da intervenire oppure no? Tutto sommato non è proprio messa così male. Noi adesso stiamo lavorando anche per aprire l'asilo nido e questo speriamo che porti nuove famiglie, soprattutto con piccolini, in valle.